Telespettatori di Sesta Rete, ben ritrovati ancora una volta con l'appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni domenica in diretta qui su questa emittente, canale 215, a partire dalle 19.30, siamo in replica anche alle 23, siamo in replica anche il lunedì mattina a partire dalle 8.30. Immediato il saluto naturalmente alla nostra prima penaltina Federica Di Benedetto. Ciao Federica. Ciao Ettore, buonasera e ben ritrovati. E anche in prospettiva buona Pasqua. Certo, quello senz'altro. Buona Pasqua anticipata naturalmente anche al nostro commentatore ufficiale per quanto riguarda il campionato interregionale e per quanto riguarda anche il campionato di eccellenza che come tutti ben sanno si è già concluso la scorsa settimana. Salutiamo Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori e ovviamente in anticipo buona Pasqua. Buona Pasqua. A proposito di Pasqua, ricordiamo che noi saremo di nuovo in diretta anche nella giornata di Pasqua, sarà una puntata totalmente diversa e quindi insomma vi invitiamo a vederci anche domenica prossima a partire dalle 19.30. E salutiamo subito i nostri primi due ospiti di questa puntata numero 19 di Penalty. Abbiamo qui con noi due componenti importanti di una squadra che ha disputato in maniera sorprendente il campionato di promozione. Parliamo dello Sporting Battiati e parliamo di mister Luca Di Gregorio che ritorna qui a Penalty. Ciao Luca. Buonasera, ciao Ettore, grazie per l'invito. Campionato straordinario, poi nella parte finale c'è stato qualche intoppo, però poi sostanzialmente campionato positivo. Sì, devo dire di sì, per le nostre aspettative iniziali è andato alla grande veramente. Tra l'altro una squadra guidata anche in regia da un personaggio importante del calcio dilettantistico siciliano, catanese in modo particolare, capitano Paolo Spartano. Ciao Paolo, ben trovato. Buonasera. Secondo campionato alla grande, l'anno scorso vincente, quest'anno quasi vincente. Lo scorso anno siamo riusciti a vincere il campionato con lo Sporting Baviera, disputando gli spareggi playoff. Sì. Quest'anno devo dire che è andato alla grande anche Però per un attimo ci avevate fatto un pensierino ai playoff, Più di un pensierino, devo dire che abbiamo sbagliato le ultime partite, però tutto sommato è un campionato ottimo. Positivo, sì. positivo. Allora, intanto voglio ricordare una cosa molto importante, che già da qualche settimana noi di Sesta Rete siamo anche visibili in tutto il mondo, tra virgolette, perché questa televisione trasmette anche in streaming presso il nostro sito. Nel nostro sito trovate il link per seguirci in diretta, www.sestarete.org. E a questo punto, mentre ci sono, ricordo pure che naturalmente a partire dalla giornata del lunedì questa puntata, così come tutte le altre, è visibile nella pagina Facebook di Penalty. E a questo punto doveroso dare spazio ad un editoriale del nostro direttore Chris Grasso. A nome della redazione di TG La Sesta, anche da parte nostra, i complimenti alle squadre che hanno ottenuto la promozione al campionato di Serie D, in quella che è stata una lunga e avvincente, come sempre, annata nel torneo di eccellenza. Congratulazioni ai tecnici, a Mirto e a Bellinvia. Mirto che conferma di essere uno dei migliori allenatori siciliani. Bellinvia si era un po' perso dopo i fallimenti, soprattutto quello ad Acireale, è riuscito a riprendersi con questo importante campionato di eccellenza, un girone B che è stato certamente costellato da polemiche con le penalizzazioni che ovviamente non hanno fatto bene al campionato. L'anno prossimo sarà una stagione molto particolare, perché la Serie D sarà il quarto campionato nazionale con la riforma della C, di cui tutti conosciamo le dinamiche, ma anche l'eccellenza acquisirà una grande importanza, diventando il quinto campionato nazionale. Quindi il mio augurio è anche che Penalty da questo punto di vista possa continuare a svilupparsi, a crescere, continuando a essere punto di riferimento per questo mondo ricco e appassionato. Infine gli auguri anche alle squadre che disputano i playoff. È un cammino lungo e tortuoso, ma anche da lì si può arrivare al campionato di Serie D, quindi anche da parte di TG La Sesta l'augurio alle squadre siciliane che andranno a imbattersi, ad affrontare questo importante cammino nei playoff.
Ringraziamo il nostro editore Chris Grasso per questa sua nota introduttiva nella puntata numero 19 di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. E a questo punto partiamo con i risultati e la classifica del girone I del campionato interregionale, che oggi è giunto alla sua 14ª giornata, mancano ancora parecchie giornate alla fine, anche se orientativamente, soprattutto nella zona di testa, i responsi sono quasi del tutto definitivi. Guardiamo i risultati, la classifica insieme a Federica. Due Torri Agregas 1-1, Nova Gioiese Pomigliano 1-1, Battipagliese Cavese 3-2, Noto Interreggio 1-1, Vibonese Orlandina 0-0, Città di Messina Rende 1-1, Comprensorio Montalto Savoia 1-1, Licata Torrecuso 1-1. Ricordiamo che in questa giornata ha riposato l'Agropoli ed è stato escluso, come tutti già ben sanno, il Raguso dopo la quarta rinuncia avvenuta quasi a metà del campionato. Classifica che vede in vetta come al solito il Savoia, ormai con un obiettivo fisso, quello di raggiungere i professionisti. Guardiamo la classifica. Savoia 75 punti, Agregas 66, Agropoli 56, Battipagliese 53, Torrecuso 51 punti, Cavese 49, Nuova Gioiese 45, Interreggio 42 punti, Pomigliano e Noto 39 punti, Comprensorio Montalto 38, Orlandina 37, Rende 33, Due Torri 32 punti, Città di Messina 30, Vibonese 29, chiude la classifica Licata a 20 punti. Classifica che ha visto la Cavese, l'Interreggio e la Battipagliese penalizzata di 1 punto, 3 punti di penalizzazione per il Licata e, come ho detto poc'anzi, Ragusa è stato escluso dopo la quarta rinuncia. A questo punto il tabellino del prossimo turno non si giocherà chiaramente domenica di Pasqua, ma si giocherà giorno 17 aprile e questa è la tabella riguardante gli incontri. Interreggio Battipagliese, Pomigliano Città di Messina, Agropoli Comprensorio Montalto, Torrecuso Due Torri, Savoia Licata, Vibonese Noto, Cavese Nuova Gioiese, Acragas Rende, riposa l'Orlandina. Allora, prima di sentire i nostri ospiti su questo campionato di Serie D, il giusto quadro ce lo fa chiaramente il nostro commentatore Carmelo Puglisi. Allora, Carmelo, ormai storia vecchia direi. È tutto pronto per la festa del Savoia. Il Savoia poteva festeggiare anche oggi se avesse vinto in Sila a Montalto contro il Comprensorio, era in vantaggio, si è fatto recuperare contro il Montalto che praticamente è già salvo. Partita simile nella dinamica per l'Acregas di Pino Rigoli, Agliaca di Piraino, va in vantaggio con Saraniti, viene recuperato da un gol di Ancione preziosissimo per il Due Torri in piena zona play-out. Il distacco è di 9 punti, ma mercoledì il Savoia non dovrebbe avere problemi al giro di Torre Annunziata contro il Licata, ultimo in classifica, quindi il Savoia di fatto ha già festeggiato, il distacco resta di 9 punti. Una breve parentesi dobbiamo farla per la parte bassa della classifica, abbiamo già parlato del Due Torri, il Città di Messina di Panarello oggi ha sciupato un'altra occasione, non è andato oltre il pari in casa con il Rende, oggi per la formazione messinese era troppo importante vincere, anche per la formazione giallorossa i play-out sembrano scontati. Salvezza invece vicinissima per l'Orlandina di Galfano che coglie un punto prezioso a Bibo, considerato che mercoledì la formazione bianco-azzurra tirrenica avrà i 3 punti a tavolino della gara che si doveva disputare con il Ragusa. Di fatto anche l'Orlandina è pressoché salvo, da stabilire solamente gli scontri nella griglia dei play-out. Al momento si prevede un play-out fratricida fra Due Torri e Città di Messina, la terza siciliana sembra prossima, potrebbe retrocedere in eccellenza, anche se noi speriamo ancora, Ettore, in scontri incrociati in modo da mandare all'inferno le due calabresi e salvare le due formazioni siciliane. C'è ancora qualche settimana per cui possiamo sempre sperare bene, no? Ci mancherebbe. Sono queste 3 partite, chiaramente questa griglia dei play-out ci lascia un po' di amaro in bocca perché significherebbe che perderemmo sicuramente un'altra siciliana. Certo, un'altra perché due, come tutti ben sanno, Licata e Ragusa praticamente hanno chiuso già abbondantemente il discorso salvezza
salvezza da parecchie settimane. Ne voglio parlare subito anche con i nostri ospiti. Allora, Luca Di Gregorio, è brutto pensare che potenzialmente una terza siciliana abbandonerà questo campionato di interregionale. Sì, ha detto benissimo Carmelo, dal grande campionato dell'Agregas ci sono invece sotto due squadre che già abbiamo perso come Ragusa e Licata. È una che, due centri importanti, due centri tra l'altro, importanti sì, che ritorneranno in eccellenza. È una che rischia tra Due Torri e Città di Messina. Attualmente questo sarebbe lo scontro, però quindi, magari nell'attesa prossima, come dice Carmelo, delle altre giornate. Sarebbero 3 le squadre che vanno giù e questo è... Quindi vuol dire assolutamente un campionato sì, negativo. Negativo per le squadre siciliane, l'unica è l'Agregas che ha fatto, resta il fatto che ha fatto un gran campionato, perché il Savoia ha fatto corsa a sé e l'Agregas credo rischia pure il ripescaggio forse in Serie C, potrebbe essere ripescata. Ecco, il centro è importante, quindi questo potrebbe agevolare un eventuale ripescaggio. Sì, sicuramente sì, secondo me per il bacino d'utenza, per la squadra. Certo. E invece Paolo, io credo che comunque ci siamo dimenticati del Noto in questa storia, no? Perché poi alla fine il Noto sembrava di dover mollare, ha riordinato un po' il tutto ed è riuscito quasi a salvarsi ormai matematicamente. Sì, ad un certo punto sembrava che stesse mollando, invece poi alla fine sono ripresi. Complimenti al mister Betta che ha saputo fare un grande lavoro. Conosce bene quell'ambiente, eh? Sì. I miei complimenti vanno anche a mister Gaffano, che certo. Siamo stati anche compagni di squadra. Sì. Perché a un certo punto anche Rolandina sembrava stesse mollando, invece poi alla fine... Questo cambio è servito fortunatamente con l'avvento del mister ce l'hanno fatta. Dispiace vedere Ragusa e Licata. Soprattutto il Ragusa che ha mollato anticipatamente, quindi falsando anche in un certo senso certi equilibri. Sono centri troppo importanti per il calcio siciliano, vederli in questo modo. È vero. Vabbè, purtroppo. Pazienza. Carmelo, sul Noto vorrei sentire un po' anche il tuo parere, poi dopo andiamo in pubblicità. Il Noto ha fatto il classico campionato anonimo, era partito molto forte addirittura per un campionato d'avanguardia, anche perché c'era un discreto budget, poi c'è stata una crisi societaria, la crisi societaria è stata superata, però tante volte per l'ambiente magari è meglio paradossalmente disputare un campionato di bassa classifica, magari l'entusiasmo della lotta per la salvezza, giocare con la forza della disperazione che poi si disperde un po', si propaga a tutto l'ambiente, tante volte i campionati anonimi come quelli del Noto finiscono un po' per passare in sordina, anche se comunque, come diceva Paolo, un applauso a mister Betta, perché comunque mantenere la quarta serie in una piazza importante come Noto è sempre un risultato di valore. È anche vero che questi campionati finiscono un po' per stancare l'ambiente. A Noto bisogna un po' capire cosa si vuole fare, o si punta in alto all'anno prossimo, perché insomma divacchiare nel calcio poi finisce per non arrivare da nessuna parte. Noi invece arriviamo dritti verso la pubblicità e a farlo naturalmente la nostra Federica. Sì, Ettore, abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario. Rimanete con Penalty.